Vede, caro il mio giovanotto, siamo in un'ebrica che quando si parla di matrimonio una sgardaruzzare tanto di occhi. Avvero Felice? Graunghio da lingua. I giovanotti quando vengono a spiegarsi nelle famiglie se sparano lumecchio, cartucce, a certo parro generale, comandante. E poi se viene a sapere che su uno più faglio di naucio e non hanno manco l'occhio per piangere. Il problema è che la picciottella ci viene una passione talmente forte che il genitore per non farla morire consunta di qualche altra malattia positiva su costretti, diciamo così, a calare la testa e a farla maledare. Ma è alla squagliata di Lanivi che si vedono i portusi, e cioè la verità. E se viene poi a sapere che un giovanotto non aveva manco l'occhio per piangere e spatte uno sulla gira per careccia, parlo per esperienza, ma credere. E poi vede, mio caro giovanotto, mia figlia qua è arrivata come una cigruzza, è civata, vive in una famiglia dove io sono possidente, vive nell'agiatezza. Lei che ci porta? Che mi disse che è capo commesso. Che speranza ha? A diventare principale? Ah, guarda, che già finisse, va. Signora, ma guardi che io ho uno zio ricchissimo in America e quando muore lui lascia tutta in eredità a me e mio fratello. Io facessi morire, che poi ne parliamo. Ma mamma, io muoio. Seduti. Fate segnale. Voi siete al mio cospetto e io sono qui per giudicarvi. L'udienza è aperta. E vorrei tanto che in questa stanza ci fosse tanta gente stranea per sentire quello che io ho da dirvi e quello che voi mi risponderete. Ma come corrio è che non c'è nulla per sentire. Per fortuna c'è viaggio. Che come finiamo? Scendi in mezzo a strada e ci conta tutto quello che è successo a Carigia, perché sa perdere un nome. Su sta faccenda non si viene a sapere né tutta Catania né paesi del e è il primo che si azzanna a parlare ci lascio pure il so come a capita a mano. Bene, possiamo cominciare. Si apre l'udienza. Che bello onore che vi faceste la sera. Adesso io ora va più mezza nasciata, che facevi, Dopo che giocate a combinato, sogno io che mi affronto a tagliare 20 impegni. Ora vi conto tutto che gioca a combinato. Non calare la testa tu, te ne puoi ridere a banna, piace, accompagnala. Ma perché non Perché se mica non può sentire. Sta accomodando, signorina. So catavello. Niente di meno. Se signore, niente di meno. Questi tre individui a sera se ne viene a buttare. Giudicisti. A buttare fango sopra la nostra famiglia. In sinna casa c'è costurere, sartene, cammetare, cacce mancia. Complimenti, complimenti, bravo a mio marito, complimenti, a me faccia e magari a me zio. Non ci sono giustificazioni per questi tre porci, per queste tre pecore viziose che invece di pensare alla famiglia sono andati a cercare l'erba che Dio maledicò. Mando la cioccolata.